Grande risultato per l'Università di Verona alla finale di Start Cup Veneto che si è svolta al Silos di Ponente nella serata del 9 settembre. La vittoria della Business Plan Competition è andata al gruppo veronese Umatics, mentre Sfera, l'altro gruppo scaligero in gara, si è posizionato quarto. Presente alla serata anche il rettore Nicola Sartor. È un'importantissima iniziativa, questa è la 15ª, attraverso la quale si scelgono le migliori proposte che vengono formulate dai gruppi di ricerca, devono esserci almeno 3 persone dei vari atenei veneti, in termini di elementi innovativi che sono suscettibili poi di essere trasferiti nella produzione o nei servizi. Quindi la cosa importante è proprio che si passa dalla ricerca di base, dalla ricerca astratta a qualche cosa che può avere delle ricadute pratiche. Grande soddisfazione dell'Ateneo per l'ottimo risultato raggiunto, come sottolineato dalle parole del delegato del rettore alla ricerca, Mario Pezzotti. Questo vuol dire che l'Università di Verona compete con le altre università del Veneto in maniera robusta, è capace di produrre idee innovative che possono vincere. Quindi siamo molto soddisfatti e speriamo anche che per il prossimo anno le idee partino già da adesso nella realizzazione, all'interno dei laboratori e nelle menti dei professori e ricercatori dell'Università di Verona. L'idea innovativa di Umatics riguarda l'ICT e in particolare un nuovo algoritmo per interrogare i grandi database. Sfera invece è un'idea di food technology in cui si utilizza la microincapsulazione per produrre sostanze nutraceutiche ma non solo. Abbiamo raccolto le voci di 2 dei componenti dei gruppi veronesi vincitori. È stato molto emozionante perché è stata la prima avventura in un pitch e sicuramente sappiamo già come investire i soldi che abbiamo vinto, quindi non aspettiamo ora che farlo e metterli quindi a fruttare. Che ci ha dato una conferma che la nostra idea è un'idea che può valere, è stato un riconoscimento tanto sperato e che ci darà ancora più entusiasmo, diciamo. Adesso stiamo pensando di costituirci a breve, nel giro di un mese o 2 mesi, e di appunto esistere poi come spin-off all'interno del Dipartimento di Biotecnologie.